Oggi che sta un grandissimo appuntamento, a mio parere, nel esporre per la prima volta di fronte al pubblico una cosa importantissima. Il fatto che finalmente c'è una proposta di legge, che sia una proposta di legge che fa sì che i veneti possa diventare una minoranza riconosciuta all'interno del territorio italiano. Cosa importantissima, che significa non tanto che i veneti sarà trattati come una riserva indiana, ma finalmente potremo auspicare ad avere un riconoscimento e di lingua e di cultura e di struttura sociale all'interno del contesto della Repubblica Italiana. Oggi amico, cosa ho fatto? Ho tentato di convincere una cosa che molte volte mi sembra paradossale. Non tanto convincere, ma esprimere il motivo per cui i veneti hanno una continuità culturale e di peculiarità che è fin troppo evidenti, tanto da rendere palesi il tutto e finalmente, dico ridicolo, tentare di negare tutto questo. Cioè una continuità culturale, come che ho detto prima durante il mio intervento, che dura non solo da Repubblica Veneta, ma che parte dalla Decima Regio come l'idea dei romani di dare esattamente un territorio culturale riconosciuto a quella che già era la popolazione dei Veneti. Stigmatizzare quindi culturalmente il popolo veneto in una terra precisamente definita. Ma non ho fatto a caso, io ho fatto per un insediamento ulteriore e anteriore a tutto quello. I veneti si stanno riconosciuti fin da quel momento là come una continuità, una coinè e linguistica e culturale. Sappiamo benissimo cosa è successo dopo, caduto l'impero, i veneti si stanno in grado di ricostituire l'altro più grande impero italiano, che si è fatto sentire fin in tutta l'Europa, che sarà quella della Repubblica Serenissima, che come città si è durata 1400 anni, come Repubblica si è durata 1100 anni. Quindi, tra tutti i popoli dell'Italia, credo che nessuno, anche dell'Europa, oserei dire nessuno, possa vantare una simile continuità culturale, etnica e sociale. Di conseguenza, se qualcuno deve essere trattato in maniera particolare nel territorio italiano, sicuramente quello deve essere il popolo veneto. Con la legge 28 del 2016 della Regione Veneto, la Regione ha semplicemente riconosciuto che ai Veneti spettano dei diritti internazionali. Non è stata ratificata una legge internazionale, ma semplicemente riconosciuti dei diritti che ci spettano per legge. E sono diritti che vanno da Bergamo a Udine, a tutti i Veneti. Anche le altre regioni sono obbligate dalla legge internazionale e anche lo Stato. Con questa legge noi potremo avere un trattamento come sul Tirolo, con il bilinguismo, con i posti riservati all'amministrazione pubblica, prefetti prevalentemente veneti, la conoscenza e l'educazione della storia, della cultura, dell'identità veneta nelle scuole, ai bambini, anche alle scuole medie, lo studio all'università, televisioni, canali, tv e radio in lingua veneta per la nostra grande cultura, lingua, storia, arte. Dibattiti anche in lingua veneta, commedie e tutto questo con ritorno dei soldi che noi diamo allo Stato, cioè i trasferimenti, perché è il Ministero del Tesoro che deve finanziare tutto ciò. Questo in virtù della legge internazionale. Aggregazione Veneta, sito www.veneta.link, è la rappresentanza legale dei diritti di minoranza nazionale del popolo veneto. Sono diritti che spettano al popolo veneto, cioè a coloro che sono iscritti all'anagrafe del popolo veneto. È una cosa importante da sapere. Sapevo benissimo essere padovani, vicentini o pitergini, rodigini, ma non si caccia ma Padova, Rodigoti, non si caccia ma civiltà venetolo, civiltà dei veneti.